Questa trasmissione è offerta da Friuli Inossidabili. Benvenuti a Telefriuli, benvenuti al Punto, benvenuto al sindaco di Talmassons Fabrizio Pitton. Benvenuto sindaco. Grazie a voi per l'invito. Bene, allora anche Talmassons ha i problemi energetici come tutti, no? Insomma c'è stato un trittico bestiale tra la pandemia, l'energia che costa, quindi a seguito dell'invasione dell'Ucraina, e poi anche la recessione, quindi nei comuni la vita non è facile, no sindaco? Sì, purtroppo i nostri bilanci risentono fortemente appunto di questo aumento dell'energia che riguarda sia l'illuminazione pubblica che anche le strutture importanti che tutti hanno, in primis poi il polo scolastico, perché quello riguarda il comune di Talmassons. Per fortuna alcune azioni sono state fatte anzitempo. Già da 2 anni il nostro impianto di illuminazione pubblica è completamente a LED, un investimento forte che, visto la situazione attuale, sicuramente ci porta a una situazione diversa che in altri comuni. Quindi cerchiamo di razionalizzare il più possibile le risorse. Abbiamo coinvolto in questo progetto anche le associazioni, cercando di razionalizzare i tempi e modi di utilizzo dei nostri impianti, ma dico, per fortuna abbiamo questa situazione sull'energia pubblica, sull'illuminazione pubblica, che ci permette di non in questo momento chiudere l'illuminazione in orari notturni come in alcuni comuni viene fatto, perché il risparmio sarebbe molto inferiore alla esigenza, secondo me, di una sicurezza anche nelle ore notturne, non solo per chi guida sulla strada, ma anche proprio per le abitazioni. Sì, specialmente in periodi come questi, no? Certo, abbiamo attuato altre sinergie, le nostre 2 strutture nuove, che sono la palestra comunale, Palazzetto, che è già aperta e utilizzata dalle scuole, ha avuto un grande progetto di efficientamento energetico, e anche la nuova biblioteca, che verrà inaugurata penso i primi del 2023, appunto ha un impianto a molto consumo energetico ridotto. Purtroppo la parola consumo energetico ridotto non equivale a costi ridotti, perché il costo è 3 volte tanto. Ormai questo ha sballato un po' tutti i conti, quindi siete costretti a fare scelte anche difficili, no? Però comunque vanno avanti ancora gli investimenti e i lavori pubblici continuano, no? Certo, dicevo prima, la palestra ormai è terminato il 2° lotto, resta solo il 3° lotto, quello che ci permetterà di arrivare a una capienza di 600 posti, e quindi l'utilizzo anche perché voi avete una squadra ormai di grande livello, no? Che vi porta... Ieri ero proprio stato con le scuole all'interno della palestra, per noi è un orgoglio. Questa palestra inizia la sua attività alle 8 di mattina e termina alle 10 di sera, tra calcio a 5, volley, 140 ragazzi del volley giovanile. Quest'anno giocano 2 squadre già all'interno della nostra palestra, la B2 nazionale e voi siete un'amministrazione che accompagna un po' tutte le associazioni, no? Quasi per mano, mi pare capire, perché siete sempre presenti, e quindi è una cosa che viene sentita dalla cittadinanza. Io come sa, prima di intervistare i sindaci vado un po' nei luoghi, nei comuni, sento un po' anche l'umore, che mi pare che è molto, molto positivo. E poi ci sono le associazioni, no? Che in qualche modo hanno ripreso dopo la pandemia bene, molto bene, mi pare. Noi pensiamo che le associazioni non siano un costo, ma siano una risorsa fondamentale del nostro territorio. Lo dimostrano i 40 sodalizi, lo dimostra l'idea avuto diversi anni fa dall'allora sindaco Zanin di creare una consulta delle associazioni per coordinare ed anche per crescere tutti assieme, e lo dimostra anche il fatto, lo dimostriamo anche con gli investimenti, tornando prima. Quest'anno, tra poco, inizieremo la stagione teatrale nell'ERT, dell'Ente regionale del teatro, e proprio in questo teatro, che è stato ristrutturato, cambiando le sedute, con un efficientamento energetico, modificando i pavimenti, la struttura, la parte del palco, proprio per utilizzarla sia per le associazioni, per la nostra scuola e per tutta una serie di attività. L'associazionismo è una risorsa perché ci permette di tornare insieme. E comunque nella zona c'è anche un po' di turismo, no? Perché non sono nel vostro comune, ma vedo tanta gente che quando cerca di fare una gita fuori porta, ormai Talmassons, Rivignano, tutta la zona mi pare che è abbastanza avvocata, no? E quindi anche le piccole attività risentono positivamente. C'è un progetto importante che si chiama Terra dei Risorgive, che vede assieme noi, il comune di Castellon, Sbertiolo e Gonars, e che vede come punto di riferimento l'area del Mulino Braila, un biotopo importante con 72 ettari, e questo crea tutta una serie di iniziative importanti
cosiddette tra virgolette minori, ma non minori come qualità e anche qualche volta come numeri, dalla festa delle risorgive che ha portato oltre 800 persone in una giornata all'interno di questo mulino, ma poi si cerca di creare una sinergia tra le associazioni e le attività produttive, perché io penso che intendo la comunità di Talmassons come un grande quadro dove ognuno deve metterci una sua parte, un piccolo disegno per far crescere tutta insieme la comunità. Il compito di un sindaco è riuscire ad amalgamare tutto questo e a fare un prodotto bello e vivibile. Allora, Sindaco, prima di parlare un momentino dei problemi del personale, che sono, mi pare, abbastanza importanti, voi come siete con la pianta organica? Abbastanza bene oppure? Noi paghiamo adesso in questi ultimi 3 anni anche il fatto di alcuni personali in quiescenza, chiaramente, che viene parzialmente sostituito, come lei ben sa, e quindi abbiamo trovato anche collaborazione. Abbiamo l'ufficio tributi in collaborazione appunto con Castellons e Vicinico, dove noi siamo il capofila, e questo la Polizia Municipale insieme a Mortegliano, adesso novità Castellons, Lestizza, questo è importante, voglio dire, un ragionamento anche qui che viene fatto complessivo, e dobbiamo trovare sinergie indubbiamente tra di noi, e dobbiamo soprattutto, c'è l'altra parte che spesso si dimentica, che anche la qualità stessa e la competenza. Purtroppo chi è stato da noi per oltre 20 anni, oltre a acquisire una competenza importante, ha anche un rapporto col territorio importante, con i cittadini. Molto Quindi non è facile sicuro sostituire il personale, ma noi abbiamo, e lo dico sempre, un personale molto attivo sia a livello di competenza tecnica e quant'altro, e anche di grande disponibilità. Siamo un comune, lo dico sempre, che è aperto al pubblico oltre 18 ore alla settimana. E questo è molto importante, la sinergia tra amministratori e i primi collaboratori, perché la prima risorsa è il personale in sostanza. Certo. E con i medici di base come siete? Con i medici di base abbiamo avuto il problema col dottor Di Chiara per lo spostamento che lui ha voluto fare nel mese di luglio. Oltretutto questo ci ha creato un problema anche all'azienda sanitaria stessa per anche il poco preavviso. Adesso stiamo cercando di trovare una sinergia, una collaborazione per fare in modo che gli utenti che erano anche col dottor Di Chiara, che in realtà erano 400 del comune di Talmassons, che restano dei comuni limitrofi, anche Mortegliano, Lestizza e Castellons, e proprio per quello abbiamo avuto un incontro in azienda sanitaria, tutti i 4 sindaci assieme, perché il problema che adesso accade su Talmassons è già accaduto l'anno scorso su Bertiolo e rischia di avere altre realtà con medici di base in quiescenza, quindi per trovare una soluzione che poi deve prendere l'intero distretto. Il comune di Talmassons ha già a disposizione un ambulatorio che era del dottor Cozzi di diversi anni fa, da poter dare a chi potrà venire sul nostro territorio, e in questi giorni stiamo lavorando proprio per fare un piccolo investimento nell'area antistante il municipio, proprio per creare un piccolo ambulatorio che può essere anche diviso in 2 per diverse attività. Una importante con l'Associazione Nazionale Diabetici, per quell'importante progetto fatto dal Consiglio regionale, e affiancato da un'attività diretta dei nostri servizi sociali, in questo momento gestiti in parte dall'Asmoro. Bene, ma domani c'è una bella iniziativa, una grande iniziativa che ricorda un sindaco, un suo predecessore, una persona che io ho conosciuto anche personalmente, Cavalier Rinaldo Paravan, il quale è stato un attivista, insomma, veramente forte e un assertore dello sviluppo del comune di Talmassons e non solo. Quindi, Sindaco, ci sarà una bella festa, insomma, no? Sì, abbiamo deciso proprio nel 2018, a 10 anni dalla sua morte, dalla sua scomparsa, di istituire il premio Cavalier Rinaldo Paravan. Il primo premio fu vinto proprio è stato dato a Tony Capuzzo, che sappiamo tutti, giornalista, importante inviato di guerra, anche nostro, insomma, e no? soprattutto a mente pensante. E proprio lui, proprio martedì 22 avremo Tony Capuzzo presente a Talmassons, e consegnerà questo premio invece per la seconda edizione, perché è stato il salto del Covid, al comandante delle Frecce Tricolori, appunto. Quindi insomma due eccellenze. Tenente colonnello Witt, una eccellenza nazionale e anche regionale, un vanto della nostra regione. E abbiamo coniugato le due cose importanti, perché Rinaldo è stato un uomo di amministrazione, è stato consigliere, assessore, poi sindaco dal 90 al 94, ma è stato anche alpino, capogruppo della sezione è stato storico, di no, Udine, e anche per la sua comunità ha fatto alcune pubblicazioni importanti. No? Diciamo che è un personaggio... Volevamo ricordarlo così, anche per dare un segnale
alla nostra comunità, e quindi pensavamo che appunto le Frecce Tricolori fossero l'esempio di impegno, sacrificio e dedizione e senso Mi del sembra servizio. che ci avete azzeccato in pieno, perché insomma anche lui da lassù sarà contento di vedere che la sua comunità lo celebra, insomma, no? Ecco, Sindaco, da poco sono state le elezioni, ormai è il nuovo governo in carica, eccetera. Cosa si aspetta il Sindaco di Talmassons dal nuovo governo? Beh, penso che innanzitutto questo sia, faccio un'analisi così, è un momento veramente difficile per poter governare per tutta una serie di situazioni che prendono anche noi. Quel che mi aspetto è un'attenzione maggiore magari verso gli enti locali, ma intesa anche come regione, cioè una maggiore autonomia già di quella che noi abbiamo come regione autonoma, che ci permetta di fare alcune operazioni importanti, quel concetto di sussidiarietà che è sempre stato la forza della nostra regione. L'abbiamo già visto adesso, la regione sta portando avanti 2 passaggi, uno quello sui segretari comunali con la possibilità di una... Quello è importante perché insomma l'allarme era un po'... Sì, con la possibilità di avere appunto una linea unica per la regione Friuli Venezia Giulia, quindi con un albo regionale, e poi c'è anche la modifica degli enti locali con il reinserimento appunto di una cosiddetta provincia, una nuova EDR, l'EDR che dovrebbe essere la nuova provincia, che dovrà pure fare 4 passaggi poi al Parlamento e quant'altro, che potrebbe ricreare poi quell'ente d'aria vasta a cui noi sentiamo fortemente la mancanza, soprattutto i comuni più piccoli e quelli che erano della provincia più importante. Torneranno in pratica le province, dovrebbero tornare le province. Penso che la nostra regione abbia la necessità di un ente d'aria vasta vero, che possa fare delle funzioni che sono più di quelle che adesso sono chiaramente all'EDR, ma sono già una buona base per ripartire. Penso che sia necessario, perché i contatti con la regione diventano anche un po' difficoltosi a questo punto, quindi serve l'ente d'aria vasta, ma sempre e soprattutto perché la regione nostra, e lo sta facendo benissimo in questi anni, deve legiferare e fare in modo insomma, di migliorare la qualità della nostra vita impegnandosi in cose importanti, e avere una regione che può legiferare, può fare leggi, penso che sia un orgoglio di tutti noi e anche un dovere dei cittadini fare in modo che funzioni nella maniera più possibile, iniziando dai comuni, che è il primo anello delle istituzioni. Perfetto, allora praticamente con queste considerazioni è stato un manifesto del sindaco di Talmassons, Fabrizio Piton, che io ringrazio per la sua disponibilità. Naturalmente vi invito tutti a segnare la data di domani. Domani è una bellissima iniziativa che hanno avuto lì a Talmassons per commemorare appunto il cavaliere Rinaldo Paravan, che è stato un grande del comune. Grazie ancora Sindaco, naturalmente con voi ci vediamo la prossima volta. Questa trasmissione è stata offerta da Friuli Inossidabili.